Grazie, signor Francesco. La foto in bianco e nero, un profilo dolce, lo sguardo che sorride e guarda avanti. È apparsa questa foto sui profili social del gruppo Ali. È il grazie della grande famiglia che accanto ai parenti annovera tutti i dipendenti che hanno fatto grande il gruppo. Ed è proprio questo risvolto umano che traspare in chiunque oggi, nel giorno della notizia della sua scomparsa, abbia un ricordo per Francesco Canella. È stato creativo nella scelta di entrare nel mondo della grande distribuzione, è stato creativo anche nel rapporto che è riuscito a creare con i suoi dipendenti nei confronti dei quali ha avuto una grandissima attenzione. Il welfare del gruppo Cannella è conosciuto in tutta Italia. Così il presidente della Camera di Commercio di Padova. È proprio un viaggio a Boston organizzato dalla Camera di Commercio ad introdurre Cannella nel mondo della grande distribuzione moderna. Che andando negli Stati Uniti aveva capito di che cosa c'era bisogno nel nostro territorio, infatti è stato il primo a inserire i banconi con gli operatori che danno consulenza e assistenza. Innovatore, anticipatore, ma anche un fedele testimone dei valori del nostro mondo, ha detto di lui oggi il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Leopoldo Destro, a capo degli industriali del nord-est, lo ricorda come uomo dalla visione preveggente, la tenacia instancabile e la cultura del servizio. Un esempio, quello del commendator Francesco, che sarà di riferimento anche in futuro per tutti noi e per i più giovani, conclude Destro. E di esempio per le nuove generazioni ha parlato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. A ricordare anche il grande cuore e la vocazione alla beneficenza il presidente Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che in una nota hanno citato la raccolta fondi attivata per aiutare Venezia a rimettersi in piedi dopo l'acqua granda, oppure i soldi donati all'ospedale di Padova in epoca Covid. Ricordo che è una di quelle aziende che restituisce tanto al territorio, segno di grande sensibilità, passione e amore per il Veneto. Ricordato oggi dai sindaci con le dichiarazioni del presidente ANCI Mario Conte, ma anche dai sindacati, Cannella ha saputo ben tutelare quasi 5.000 dipendenti come fossero della sua famiglia, scrive in una nota UGL Veneto. Per il sindaco di Padova, Sergio Giordani, un amico, ma anche un modello. Era un grande amico in cui io ero un ragazzino quando l'ho conosciuto, per cui qualche anno fa, tanti anni fa, e lui cominciava già a essere un imprenditore importante, per cui grazie Francesco, grazie per quello che ha fatto a città. L'ultimo saluto a Francesco Cannella è fissato per le 15 di venerdì 2 febbraio nella Basilica di Santa Giustina.